Ladri in azione nella Marca, Breda di Chiavi, malviventi scoperti dalla proprietaria fuggono lanciandosi dal terrazzo e tirandole un sasso per intimorirla. Fontanelle, ragazzina lancia l'allarme per i ladri in casa. Devastarono le pensiline dei bus in Viale Europa a Treviso, individuati e denunciati 6 ragazzi tra i 15 e i 17 anni e un giovanissimo che avendo meno di 14 anni non è imputabile. Europee e amministrative in un unico weekend l'8 e il 9 giugno, il via libera dal Consiglio dei Ministri che toglie ogni limite di mandato sotto i 5.000 abitanti e dal via libera al terzo per quelli fino a 15.000. Nella Marca sono 55 i comuni al voto, molti a guida leghista, il Carroccio esulta e parla di battaglia vinta, ma Fratelli d'Italia avverte nulla di scontato. Era ubriaco e drogato al volante l'automobilista 45enne di Codogna che domenica ha causato lo schianto mortale di Zoppola nel quale ha perso la vita un trentenne. 3 anni fa la mega rissa di Conegliano con le immagini shock che avevano fatto il giro d'Italia, oggi via al processo per 11 kosovari. Il suo locale di Treviso è stato chiuso per 10 giorni per violenti liti scoppiate all'interno, ma il titolare non ci sta, puniti noi, non i responsabili, a loro chiedo i danni. In Veneto e nella Marca sempre più stranieri tra gli imprenditori agricoli come Andrei, arrivato 25 anni fa dalla Moldavia come clandestino e oggi vivaista assieme alla moglie a Roncade. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri TG. In primo piano ancora la cronaca e ancora furti in provincia di Treviso, i ladri in azione ieri sera a Breda di Piave in un'abitazione dove sono riusciti ad entrare. Quando la proprietaria li ha scoperti sono fuggiti, ma le hanno lanciato contro un sasso per intimorirla. Sentiamo il servizio di Francesca Bozza. Una volta essere in casa ti sentivi protetto. Adesso essere in casa non ti senti più protetto. Luigino Gionco è ancora scosso dopo quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 nella sua abitazione in via Marche a Pero di Breda di Piave, dove vive con la moglie. La coppia in casa, lui al piano terra, lei in bagno al secondo piano. È in questo momento che avverte dei rumori. La donna apre le tapparelle e il suono si fa sempre più forte. È uscita in terrazzo e ha visto questi due personaggi che saltavano la ringhiera, saltavano nel campo, e poi ha visto che erano in 3 che scappavano e niente, dietro è tutto buio, quindi nessuno li ha visti. Le hanno lanciato addosso anche qualcosa, vero? Un pezzo di terra o un sasso, adesso penso un pezzo di terra che hanno raccolto, però non si sono fatti scrupoli a dire che era una donna. La coppia, passato lo shock iniziale, ricostruisce quei minuti. I 3 con berretto in testa sono saliti dal terrazzo sul retro della casa. Uno faceva leva, l'altro l'ha alzato, si sono appesi sulla ringhiera e sono saliti. Poi hanno tentato con cacciavite o qualcosa di aprire la controfinestra. E quello è stato il momento che mia moglie ha sentito i rumori. Incuranti della presenza di moglie e marito, hanno attraversato le stanze uscendo nel terrazzo fronte strada senza preoccuparsi di poter essere notati da qualcuno, vista l'illuminazione di un lampione posto proprio davanti al balcone. Non hanno più paura di niente, neanche se è in casa una persona. È questo che fa male. Oggi vi siete resi conto, anche sua moglie, del rischio che poteva correre? Beh sì, certo. A volte è meglio lasciar perdere che intervenire, quindi è andata bene, dai. I coniugi Gionco hanno chiamato i carabinieri che hanno perlustrato la zona in cerca dei 3 che nel frattempo probabilmente sono fuggiti attraverso i campi, facendo perdere le proprie tracce. Non è un bel vivere questo, ammette oggi il signor Luigino. Non c'è più la libertà che può avere una persona di dire ok, stasera esco con gli amici, chiudo la casa. Ma i ladri avrebbero provato ad entrare anche in altre abitazioni tra via Caldelbrolo, via Code e Vicinale Marche, dove i residenti hanno notato movimenti sospetti. Ho trovato strano che ho trovato una rete, non c'era vento, per terra. E dopo ieri sera è venuto fuori questo a Baradan. Ma queste zone negli ultimi mesi sono nel mirino dei ladri, sempre più spesso, senza scrupoli, in azione nonostante i proprietari siano in casa, come emerge anche dalle segnalazioni sulla pagina Facebook di Furti in Corso. C'è sempre la paura, Non è proprio un bel vivere.
Copione simile a Breda e quello che si è verificato a Fontanelle, dove il ladro è entrato in casa mentre nell'altra stanza si trovava la figlia sedicenne dei proprietari, ed il papà si è trovato a tu per tu con il malvivente. Tanta paura anche di giorno adesso, purtroppo. Una paura difficile da cancellare per la figlia sedicenne di questa signora, che racconta quanto accaduto intorno alle 19 nella loro abitazione di Fontanelle. La ragazza in cucina sta studiando, il padre nella casa accanto dove abitano gli anziani genitori. All'improvviso la giovane avverte dei rumori. Inizialmente pensa siano i nonni, poi capisce che al di là della porta scorrevole che separa la zona giorno dalle camere da letto c'è qualcuno. E ha sentito che venivano più forti, praticamente ha chiamato il suo papà al cellulare che era di là e è venuto qua, e lui appena entrato si è accorto che questo qua stava fuggendo, ha tentato anche di rincorrerlo però non è riuscito. Il ladro è entrato dalla finestra del bagno dopo aver forzato la serratura e alzato la tapparella. Hanno messo degli stecchini che mio suocero aveva portato qua ai frutteti, e non so se li ha presi qua o sul campo di là, e per fermare la tapparella. Nonostante in casa ci fosse la ragazzina, l'uomo si è spostato tra le stanze alla ricerca dei gioielli, tutti spariti. Hanno portato via praticamente una catenina mia che mi aveva regalato al 50° di matrimonio, e poi un anello, e poi a lei nel cofanetto aveva appunto la catenina del battesimo e gli orecchini, e quella della cresima e il braccialetto della cresima. Per garantirsi un'altra via di fuga, il malvivente ha alzato anche la tapparella della camera, ad attenderlo forse un complice. Per la sedicenne e i suoi genitori resta l'angoscia per quello che sarebbe potuto accadere se la ragazza avesse aperto la porta per capire da dove provenissero quei rumori. Non si può neanche essere sicuri a casa nostra. Devastarono le pensiline del bus in Viale Europa a Treviso, individuati e denunciati i componenti della baby gang. Giovanissimi sfrontati, convinti di spadroneggiare nei quartieri e di farla franca, ma così non è stato. Dopo un mese e mezzo di indagini, la polizia è riuscita ad identificare la baby gang che tra fine novembre e metà dicembre ha danneggiato le pensiline dei bus della MOM di Viale Europa. Si tratta di 6 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni e di un giovanissimo che, avendo meno di 14 anni, non è imputabile. Sono tutti italiani, alcuni di seconda generazione, residenti a Treviso e nell'immediato Interland cittadino. Ad incastrarli le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Treviso, che li hanno immortalati mentre a calci e pugni spaccavano le vetrine delle pensiline, peraltro nuovissime in quanto installate in occasione dei recenti lavori di realizzazione della pista ciclabile. La sera del raid vandalico era stato un cittadino a chiamare le forze dell'ordine, fornendo una descrizione dettagliata dei ragazzi che aveva visto danneggiare gli arredi urbani e che l'avevano pure minacciato quando aveva gridato loro di smetterla. La descrizione corrispondeva perfettamente con quella dei video che hanno consentito ai poliziotti di arrivare all'identificazione. I giovani sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Ringrazia le forze dell'ordine il sindaco Conte. Il comune ora si rivarrà sulle famiglie per il pagamento dei danni. Sono episodi brutti che minano anche la percezione di sicurezza, ma poi queste sono risposte da parte delle istituzioni che invece devono ridare fiducia ai nostri cittadini, e come è successo a Sant'Antonino, dove il responsabile delle spaccate dei finestrini è stato identificato e denunciato, adesso succede anche a San Liberale. Significa che ci siamo presenti nel territorio, e oggi significa anche che i responsabili hanno un nome e cognome e soprattutto hanno dei genitori che dovranno farsi carico di ripagare il danno alla comunità. Ragazzi violenti, ma ci sono anche sempre più spesso episodi che vedono coinvolte delle ragazzine. È accaduto a Padova, dove una giovane è stata picchiata da delle coetanee. Il giorno prima era accaduto a Montebelluna. Sentiamo. Questa cosa qui, ma Immagini di violenza gratuita. 2 ragazze a Padova hanno aggredito una tredicenne. Prima le hanno sferrato uno schiaffo, poi un pugno in testa ed infine un calcio. Il tutto ripreso da una terza giovanissima. Si sono fermate solo perché è arrivata una persona che ha chiesto alla vittima se voleva chiamare le forze dell'ordine. La tredicenne, tornata a casa, è stata portata dai genitori in ospedale, dove le hanno riscontrato un trauma cranico, e poi dai carabinieri per la denuncia. Qui noi quello che vediamo è una persona che subisce e un gruppo che rinforza con lei che aggredisce.
E questo è il fenomeno interessante, perché fuori del gruppo io sono convinto che quella persona o quella ragazza che ha aggredito non aggredirebbe in assenza del gruppo. Ed è tipico, è il gruppo che rinforza l'atto aggressivo. Un altro caso si era verificato a Montebelluna, in pieno centro. Una quindicenne era stata insultata e picchiata da 3 coetanei, senza apparentemente un motivo. La giovane aggredita è scappata inseguita dal gruppo e poi aiutata da un'amica che l'ha accompagnata a casa. Fenomeni questi che sono in forte aumento. L'aggressività femminile, soprattutto nelle piccole, nelle bambine, quindi nel momento in cui si stanno costruendo la loro personalità, è aumentata in modo esponenziale. Io ho i casi di aggressività non ce li ho tra gli adolescenti maschi, ma ce li ho tra gli adolescenti delle ragazze, e la loro aggressività sembra evolversi. Una volta era un'aggressività sottile, verbale, nelle dinamiche tra le figure femminili, oggi invece è fisica ed è imitativa dell'aggressività maschile. Questo è preoccupante, perché in una prospettiva di crescita di questi ragazzi, probabilmente quelli che erano fenomeni impulsivi che vedevamo principalmente nel maschio potremmo vederlo anche nelle donne. A Conegliano ora con la maxi rissa, lo ricorderete, in pieno centro, con delle immagini shock che fecero il Giro d'Italia. Ebbene, oggi al via il processo per 11 ragazzi di origine kosovara. Le immagini di quella mega rissa avevano fatto il Giro d'Italia. Una violenza così brutale a Conegliano non si era mai vista. È il 2 maggio del 2021 quando in piazza Cima si scatena l'inferno. Dopo quasi 3 anni in tribunale, con la prima udienza preliminare, ha preso il via il procedimento a carico di 11 ragazzi di origine kosovara accusati di lesioni aggravate, porto d'armi, danneggiamento. Le indagini sono state lunghe ma meticolose. Vi è un ampio materiale probatorio, nel senso che si tratta di oltre 800 pagine di atti, e però sono stati raccolti anche appunto dei video di telecamere di sorveglianza, sono stati raccolti anche tutti i video che sono girati sui social ai fini dell'identificazione degli imputati, e poi ci sono stati anche delle perquisizioni e dei sequestri. Carlotta Bernardi assiste le 3 parti offese, ragazzi di origini macedoni, di cui uno con cittadinanza italiana, che ancora oggi portano i segni di quell'aggressione che resta senza un movente, perlomeno acclarato. Hanno delle conseguenze sia fisiche permanenti, danni gravi anche fisici, quindi fratture eccetera, e poi hanno riportato dei gravi danni psicologici, addirittura diagnosticati sotto forma del sindrome da stress post-traumatico. Con la prossima udienza fissata per il 18 giugno si prevede anche la costituzione di parte civile, cosa che potrebbe fare anche il comune di Conegliano per danni d'immagine. Se gli imputati non accedono a diritti alternativi quali il patteggiamento o il rito abbreviato, ovviamente verrà discussa l'udienza preliminare e ci potrebbero già essere ovviamente rinvii a giudizio. Chiuso dalla questura per 2 violente liti, i gestori del Radica Club di Treviso vogliono chiedere i danni anche di immagini agli autori delle risse e lanciano un appello alle istituzioni. Soprattutto per cercare di dare un messaggio, per poter cambiare anche questa situazione, noi ci riserveremo di agire legalmente nei confronti delle persone che hanno causato questo tipo di danno e questo tipo di problema. Chi rompe paga, il concetto di Riccardo Checchina, gestore del Radica Club, il noto locale in zona Fonderia Treviso, chiuso per 10 giorni dalla questura perché teatro di 2 violenti liti. Il 13 gennaio 5 ragazzi erano stati denunciati per uno scontro tra 2 gruppi, mentre sabato scorso un 25enne è rimasto ferito gravemente al collo da un coccio di vetro. Agli autori insomma si vogliono chiedere i danni anche d'immagine, già si parla di una cifra attorno ai 100.000 euro. Ma soprattutto ciò che più ci preme è dare un messaggio chiaro e forte anche alle istituzioni, per le quali esponiamo la nostra difficoltà di intervenire in determinate situazioni, e bisognerebbe perseguire le persone che creano il danno. Non mi risulta che siano stati assegnati delle DASPO o dei divieti a frequentare gli ambienti pubblici, e questo comporta che chi è solito creare questo tipo di situazioni continuerà a crearle nel tempo, magari non a Radica,
ma magari in altri locali. Insomma, il problema si sposta, anche perché assicura Chechin il locale fa il massimo per garantire la sicurezza dei clienti, ma spesso ha le mani legate, un problema che riguarda diversi gestori di bar e discoteche, da qui la richiesta di riprendere in mano una proposta di qualche anno fa, la patente a punti per i locali pubblici. Se venisse ripreso questo progetto, che poi non è più stato portato avanti perché mi sembra fosse caduto il governo, sarebbe un toccasana per tutta la nostra tipologia di attività e per tutti i locali d'Italia, che ad oggi sono davvero pochissimi anche post pandemia. La salma di Bledar Dedi a 39 anni potrebbe essere riconsegnata ai familiari nella giornata di domani e probabilmente già sabato in Albania, suo paese d'origine. Si svolgeranno i funerali dell'uomo ucciso in un bosco a Pieve del Grappa. Intanto continuano serate le indagini dei carabinieri per identificare il killer che ha sferrato al 39enne oltre 20 coltellate, quella mortale alla schiena che gli ha perforato un polmone. Lunedì arriveranno i carabinieri del RIS di Parma, che prima andranno sul luogo del delitto e poi a Treviso per gli accertamenti sull'auto della vittima. Le chiavi della macchina del 39enne, una Mercedes, non sono mai state trovate, forse a portarle via è stato l'assassino. Ed ora al delitto di Margherita Ceschin, che arriva in Cassazione. L'avvocato Crea ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di misura cautelare in carcere per i 3 accusati dell'omicidio della 72enne. Alla base della richiesta di annullamento dell'ordinanza di misura cautelare per i 3 accusati dell'omicidio di Margherita Ceschin ci sarebbe, secondo l'avvocato Fabio Crea, un vizio sia di forma che sostanziale. Non solo, ma mancherebbero, per quanto riguarda l'ex marito della vittima Enzo Lorenzon, 79 anni, le esigenze cautelari eccezionali che devono sussistere nel caso di una persona di quell'età. Ed ancora non ci sarebbero sufficienti indizi di reato. Questo cosa comporterà? In realtà i provvedimenti, le sentenze a Corte di Cassazione non sono necessariamente degli annullamenti, qualora dovessero essere accolti i motivi di ricorso, degli annullamenti senza rinvio. Spesso, nella gran parte dei casi, si tratta di annullamento con un rinvio per una nuova valutazione da parte del Tribunale del riesame. Insomma, la questione, se la Cassazione dovesse accogliere le richieste dei legali dei 3 imputati, tornerà direttamente al Tribunale del riesame per una nuova valutazione. La possibilità per i 3 di lasciare il carcere si ripresenterebbe. Intanto, a breve rientrerà in Italia dalla Spagna anche uno dei killer fuggito dopo l'omicidio. Al momento tutti e 3 gli indagati sottoposti a misura cautelare si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, per cui gli elementi a disposizione della Procura sono questi e tali rimarranno fin quando il soggetto arrestato in Spagna non dovesse arrivare qui e prendere le sue decisioni in merito a eventuali dichiarazioni. Quindi allo Stato non c'è alcuna preoccupazione, soprattutto in considerazione del fatto che riteniamo che in ogni caso gli elementi indiziari allo Stato siano insufficienti, come abbiamo sostenuto in Cassazione. Domani la decisione della Cassazione. Era ubriaco e drogato il 45enne di Codognè che domenica ha causato lo schianto mortale di Zoppola nel Pordenonese, nel quale ha perso la vita un 30enne. Non solo ha invaso la corsia opposta uccidendo una persona e ferendone altre 2, una delle quali in modo gravissimo. Guidava anche sotto l'effetto di alcol e droga. Questo è il responso sull'automobilista trevigiano di 45 anni, residente a Codognè, alla guida della Mercedes CLA 250 che si è andata a scontrare contro la Fiat Grande Punto condotta dal 30enne albanese Diorio Duca, morto nella notte di domenica 21 gennaio lungo la statale 13 Pontebana in località Ponte Meduna in comune di Zoppola. A rivelare gli sviluppi delle indagini l'avviso degli accertamenti non ripetibili con il quale il pubblico ministero della Procura di Pordenone, il dottor Federico Baldo, ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, le sue cause e tutte le responsabilità del terribile incidente. Alle operazioni parteciperanno anche i consulenti tecnici dello studio 3A Valore SPA, ai quali si sono affidati i congiunti della vittima unitamente all'avvocato Laura Fagotto del Foro di Pordenone. All'indagato
reato a cui il sostituto procuratore non contesta soltanto il reato di omicidio stradale aggravato dall'aver anche procurato lesioni gravissime ad un'altra persona, come detto il cugino 25enne che Duca trasportava nella sua auto, ma anche le pesanti aggravanti della guida in stato di ebbrezza, 1,46 grammi per litro, il tasso di alcol nel sangue e l'alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina, oltre alle svariate violazioni al codice della strada. Nel frattempo i familiari di Diorco Duca e la comunità albanese si apprestano a dare l'ultimo saluto al loro caro. L'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta alla sepoltura e all'espatrio. La salma è partita da Pordenone alla volta di Bari, dove poi in traghetto raggiungerà l'Albania e quindi Tirana per i funerali che, salvo imprevisti, saranno celebrati nella giornata di domani, venerdì 26 gennaio. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Siamo alla politica Election Day, l'8 e il 9 giugno, e per quanto riguarda i sindaci il governo liberalizza le candidature, nessun limite di mandato sotto i 5.000 abitanti, sarà possibile il terzo mandato tra i 5 e i 15.000 abitanti. Altro cardine, diciamo, del provvedimento è quello di riguardare quelli che sono i limiti di mandato, quindi per quanto riguarda le candidature dei sindaci, quindi è stato adottato un provvedimento che prevede la, come dire, liberalizzazione in termini di mandati. Un decreto atteso ma non scontato, quello varato dal governo, che non solo fissa la data di europee e amministrative, l'8 e il 9 giugno, ma cambia anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni. Tra 5.000 e 15.000 abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5.000 viene eliminato il limite. Insomma, sindaci potenzialmente a vita. A metterci il cappello politico quando il Consiglio dei Ministri è ancora in corso è il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. È il coronamento di un'altra storica battaglia della Lega, dice Calderoli, e sono in tanti tra i leghisti a esultare parlando di democrazia. Così fa il segretario veneto Alberto Stefani, passa la linea della Lega, sì all'ascolto dei cittadini e no a imposizioni dall'alto, esulta Stefani. Molto più tiepida la reazione dei meloniani. Fratelli d'Italia, oggi partito di maggioranza, avrebbe tutto l'interesse politico a resettare tante amministrazioni, soprattutto in Veneto, dove alle politiche aveva fatto il pieno e dove sono 309 i comuni al voto, oltre la metà del totale, 285 sotto i 15.000 abitanti. Nessuna rendita di posizione, avverte Luca De Carlo. Non saranno sicuramente, neanche per quelli che vanno dai 5 ai 15.000, delle ricandidature automatiche, perché si valuteranno laddove esistono o meno gli stimoli per continuare l'azione amministrativa. Quindi nessuna rendita di posizione, semplicemente ci sarà una possibilità in più, ma volta per volta valuteremo posto per posto il candidato migliore. Nel Trevigiano 55 municipi a rinnovo, solo 4 sopra la soglia dei 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Preganziole e Paese. E nuove regole aveva chiesto l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, anche perché l'ultimo mandato è stato bruciato in buona parte da pandemia ed emergenze varie. Credo che poter riconfermare chi ha lavorato bene è senza dubbio un segnale da dare, perché insomma sono i cittadini e le cittadine che votano, che sono appunto loro che sanno esattamente bene chi scegliere o confermare. Paola Roma è sindaco uscente al secondo mandato di Ponte di Piave, comune nella fascia tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Nella sua stessa situazione ci sono anche i colleghi di Cornuda, Crocetta, Giavera, Pederobba, Pieve di Soligo, Povegliano, Roncade, Riese, Salgareda, Valdobbiadene e San Veneziano. Nel nostro territorio ci sono appunto 12 amministrazioni che si trovano nella stessa situazione di Ponte di Piave e che anche loro nella stessa modalità avranno l'opportunità appunto di accedere a questo terzo mandato. Ma la partita non è affatto chiusa. Il sindaco PD di Bari e presidente ANCI chiede al governo di andare fino in fondo ed estendere le nuove regole anche ai comuni sopra i 15.000. Su questo l'allineamento con il trevigiano Mario Conte è totale. L'appello che faccio al governo è di fare un ultimo sforzo e di uniformare tutti i sindaci, consentendo a tutti, anche ai sindaci delle città del capoluogo, di candidarsi anche per la terza volta. Autonomia dopo il via libera del Senato al DDL Calderoli. Abbiamo sentito l'opinione dei trevigiani in proposito. Ci arriveremo senz'altro, magari fra 20 anni, però ci arriveremo. Abbiamo tempo per 20 anni, finalmente che saremo su un palco. Su un palco. Se l'immaginano così quasi tutti i trevigiani la proclamazione dell'autonomia del Veneto, che con il voto di ieri in Senato ha indubbiamente fatto un passo avanti,
cosa non scontata secondo molti, che ora vedono però il percorso un po' meno in salita. Però se noi procediamo con una certa velocità non possiamo essere rallentati da coloro che sono lenti. Più convinti gli uomini rispetto alle donne, che il nostro breve sondaggio vede meno interessate. Autonomia dal Veneto. Ieri c'è stato il primo... Non sono in grado di rispondere. Contenta? Abbastanza. Non completamente perché? Guardi, mi coglie alla sprovvista. Per chi invece segue, i commenti sono alquanto equilibrati. È comunque un passo avanti per la nostra autonomia e per la volontà dei veneti di essere un popolo unito e che continua per una strada comune. E quelli che dicono invece che spaccherà l'Italia? Non penso possa succedere una cosa del genere. Spererei quasi di no. Perché? Perché non sono molto convinta di queste autonomie, perché spacca l'Italia in tante parti, a parer mio. Che poi è il concetto ribadito dalle opposizioni in Senato, pronte, oltre alla battaglia per il voto alla Camera, anche ad un possibile referendum contrario. Noi abbiamo fatto a suo tempo il referendum, che era del 98 mi pare, per cento, che voleva l'autonomia qui nel Veneto addirittura. Se vogliono fare un altro referendum che lo facciano pure. C'è chi dice che vogliono fare il referendum contro questa cosa qua. Hanno soldi da spendere. Per molti rimane il dubbio su quale autonomia sarà davvero possibile in questa Italia. Il problema è di verificare davvero in quale modo l'autonomia sarà in grado di rappresentare tutte le realtà locali e non solo le più forti e non con un istinto o con una volontà di sopraffazione. Ma la sintesi del pensiero trevigiano sull'autonomia sta tutta nel commento di questo ciclista. È chiaro che chi magari non gli conviene dice che non spacca, però essere un po' autonomi non sarebbe male, insomma, ecco. E adesso cosa dire ai politici che devono affrontare la cosa alla Camera? Pedalare? Ma è forte anche. 30 giorni per capire come poter sviluppare il progetto del tram che collega il centro di Treviso alle zone limitrofe e ai principali punti di aggregazione come l'aeroporto, per poi entrare nel vivo dello studio di fattibilità. Sono questi i primi step che l'amministrazione di Treviso vuole seguire per portare in città un tram di ultima generazione che andrebbe così a ridurre i problemi che attanagliano da sempre il centro, il traffico e l'inquinamento. Un progetto in cui l'amministrazione crede che vorrebbe si estendesse non solo nelle zone periferiche della città, ma anche seguendo la vecchia ferrovia che possa arrivare fino a Spresiano e a Quinto. Patti digitali con lezioni sull'utilizzo consapevole del web, il primo progetto in campo nell'accordo tra Comune di Treviso, Scuola ULSS 2 per l'educazione al benessere di bimbi e ragazzi. Contrasto al disagio personale, adolescenziale, contrasto all'abbandono scolastico, contrasto alla demotivazione. Queste sono evidenze che ci sono nelle scuole e nella società. Patti digitali è una richiesta e un'azione per contribuire alla soluzione. Benessere dei ragazzi che si sviluppa anche grazie alla partecipazione attiva dei genitori che per primi hanno chiesto all'istituto di intervenire con progetti educativi digitali per insegnare ai più giovani l'uso corretto dei social e del web senza incorrere in rischi e pericoli. Patti digitali è il primo progetto che rientra nell'accordo firmato tra gli istituti comprensivi della città di Treviso, Comune e ULSS 2, che mira alla costruzione di una comunità attiva e consapevole. Tante sono le iniziative che abbiamo in mente, che si svilupperanno, potranno partire da tutti gli attori o, come nel caso dei patti digitali, da un comprensivo che lancia un progetto pilota, così vediamo se funziona, apportiamo i correttivi necessari se servono e poi lo estendiamo a tutti. Rafforzare l'intesa tra istituti e comunità, come stabilito dal programma Scuole che promuovono la salute del piano regionale di prevenzione 2020-2025. Con l'accordo, spiega il sindaco Mario Conte, diamo agli studenti gli strumenti per conoscere come prendersi cura dell'ambiente, di se stessi e della propria salute. Patto di comunità che il sindaco e presidente ANCI Veneto vorrebbe estendere a tutta la regione. L'accordo è rimasto su principi di massima, non è voluto scendere nello specifico perché è capace di così adattarsi alle esigenze, alle criticità, alle necessità che di volta in volta ci si presenteranno, con l'intento sempre di aiutare i nostri ragazzi, le famiglie e di non lasciare soprattutto indietro nessuno.
Si è svolta ad Anzio alla presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti e del capomaggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, una dimostrazione di capacità ad alto impatto tecnologico e la consegna delle bandiere di guerra a 2 reggimenti di nuova costituzione, al reggimento Simic di Motta di Livenza. Il reggimento Simic, costituito nel 2002, eredita la bandiera di guerra del 7° reggimento Genio. Quest'ente rappresenta un polo d'eccellenza nell'ambito della cooperazione civile e militare, presente con propri operatori nelle maggiori aree di crisi in cui l'esercito è chiamato ad operare. Sono oltre 20.000 le aziende agricole guidate da stranieri in Italia, in crescita anche in Veneto e nella Marca. Siamo andati a conoscere uno di questi imprenditori. Perché è arrivato in Italia? Perché tutti come io venivamo fuori per trovare un lavoro, una vita più sicura. È una storia comune di immigrazione, quella di Andrei Dragancea, partito dalla Moldavia per una vita migliore. La sua è una storia di integrazione possibile, iniziata però nel peggiore dei modi, da clandestino, letteralmente scaricato a Padova. Perché a Padova ci hanno abbandonati in mezzo alla strada e ha detto arrangiatevi, andate dove volete. E da lì è cominciata la sua storia, che è cominciata lavorando di notte, lavorando dove si riusciva a trovare. Abbiamo cominciato con qualche ora, con scarico merci, zone industriali, dopo qualche lavoro più sicuro, ho provato più lavori, finché dopo sono tornato a casa perché avevo la moglie con una bambina piccola. Così Andrei torna pagando dei passer albanesi con la sua famigliola e si adatta a dormire nelle case diroccate. Ho vissuto anche in case abbandonate, anche in mezzo al campo, su un cartone, in pioggia, perché così erano i tempi. Anni 99 che se no ti mettevano su un aereo e ti mandavano a casa, ma per arrivare qua si spendeva un sacco di soldi. Oggi dopo 25 anni Andrei è un vivarista di Roncade, uno dei tanti stranieri che portano avanti l'agricoltura trevigiana e veneta, che lo scorso anno ha visto un boom di partite IVA in tutta Italia. Più 28% di stranieri che si sono messi in proprio lavorando i campi. No, io ho fatto il dipendente di qualche vivaio e dopo ho visto che per me era troppo piccolo fare qualcosa che dicevano altri, ho voluto fare io da solo, tutto mio. Crescere le piante, fare le piante, arrivare a qualcosa di nuovo, non so, fare qualcosa di più. Oggi Andrei e la moglie Nadia gestiscono il loro vivaio lungo la Treviso Mare. Ha acquistato il terreno, poi altri appezzamenti a Silea, poi la casa di proprietà per un esempio di integrazione possibile che continuerà con le 2 figlie che qui studiano e lavorano. Tutto bello? Non proprio. Come vieni trattato? Da straniero oppure sei integrato? Bosco senza rami secchi non c'è, ma più rami sono vivi, vuol dire che più persone mi trattano da persona come loro, ma c'è qualcuno che ti tratta anche come niente. Ma Nadia e Andrei non si scoraggiano perché sanno di essere la prova che si può fare. Qual è il consiglio che dai a un giovane che magari immigrato vuole inserirsi partendo proprio dall'agricoltura? Ascoltare, capire, dopo fare. Un po' un passo alla volta, perché meglio passi piccoli e sicuri che passi grandi e insicuri in questo caso. In occasione del 27 gennaio, giornata della memoria, Antenna 3 trasmetterà in diretta dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto a partire dalle 21 lo spettacolo teatrale Baracca 18, ideato e scritto da Claudio Provedel, direttore del coro Ana di Oderzo. Sul palco l'attore Silvio Pasqualetto, accompagnato dalla fisarmonica di Davide Casagrande e dalle immagini di Alessandro Ghezzer. Il giorno della memoria, il 27 gennaio, ma anche quello dedicato al sacrificio degli alpini, il 26, data della battaglia di Nikonaevka. Il ricordo scivolerà sulle note dei canti alpini in un doveroso omaggio a quello che è stato e a chi ha profondamente sofferto. Appuntamento dunque sabato sera a partire dalle 21 su Antenna 3 per partecipare ad uno spettacolo nato dal cuore del nostro territorio. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. I tentacoli dell''ndrangheta nel bellunese a Canale d'Agordo. Si è sfiorato un attentato sul finire del 2020 contro una persona legata alla famiglia bruzzese. Quanto emerso ieri in Corte d'Assise a Pesaro, dove è in corso il processo per l'omicidio di Marcello Bruzzese, freddato nel 2018 nel centro storico della città marchigiana.
A piedi qualcuno ieri si è gelato il sangue nelle vene nel paese natale del Beato Luciani. Poco più di 3 anni fa l''ndrangheta aveva progettato un attentato contro una persona molto vicina a Marcello Bruzzese, freddato nel centro storico di Pesaro il giorno di Natale del 2018. Non se ne fece più niente perché quell'agguato nella città marchigiana aveva soddisfatto la sete di vendetta dei mandanti. La rivelazione scioccante è emersa durante la deposizione del pentito Formosa, collegato da un sito protetto con la Corte d'Assise di Pesaro. Abbiamo fatto una bella figura a Pesaro, la frase attribuita dall'uomo a uno dei 2 killer di Marcello Bruzzese. Il pentito ha poi aggiunto di avere partecipato anche alla pianificazione di un altro attentato a Canale d'Agordo che avrebbe avuto come obiettivo il fratello di Bruzzese, Girolamo Biagio. Il bersaglio in realtà era un'altra persona, rifugiata o nascosta nel paese di Papa Luciani. Sta di fatto che quel soggetto venne graziato dai sicari spietati perché già paghi della vendetta consumata nel centro storico di Pesaro. Il fatto che qualcosa di clamoroso potesse accadere a Canale nell'estate del 2021 trova riscontro nel ritrovamento fra i mesi di agosto e settembre del 2020 di 2 bombe a mano e di 2 pistole pronte all'uso che con molta probabilità chi stava pianificando l'attentato aveva nascosto nei boschi attorno al paese. Il sequestro venne operato da carabinieri e Fiamme Gialle. La data del ritrovamento delle armi coincide con i tempi della vendetta studiata dal clan dei Crea nei mesi successivi alla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello per un tentato omicidio accertato in terra calabrese. Per il 3° anno la Regione ha predisposto l'allestimento di una control room a Cortina, un coordinamento integrato sulla mobilità stradale e autostradale già testato in occasione di grandi eventi sportivi nel territorio. Già all'opera la squadra che garantirà la sicurezza dei viaggiatori durante le Olimpiadi 2026. Regione Veneto, Fondazione Cortina e Comune hanno rinnovato il patto per il coordinamento della mobilità a Cortina in occasione dei grandi eventi sportivi, l'imminente nuova tappa di Coppa del Mondo di sci femminile e più in là le Olimpiadi invernali 2026. 3 anni che ci lavoriamo con una cabina di regia importante costituita dai gestori delle autostrade e delle strade, dove CAV insieme a Autostrade Alto Adriatico, Brescia-Padova, Autostrade per l'Italia, Veneto Strade, ANAS e Pedemontana Veneta costituiscono questa banca dati e questo monitoraggio in un'unica cabina di regia. Una control room per garantire, oltre alla gestione ordinaria della rete, delle aree di sosta e delle eventuali criticità come incidenti stradali o condizioni meteo avverse, anche una puntuale informazione all'utenza. La medesima squadra messa in campo anche per il Giro d'Italia avrà il compito di gestire gli eventi olimpici e la cosiddetta Mobility Situation Room in azione in questi giorni rappresenta uno dei test in vista del grande appuntamento a 5 cerchi. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma MAS che punterà anche all'intermodalità e quindi all'integrazione tra tutti i servizi di mobilità che ci sono sul territorio per essere pronti ad erogare un servizio efficace ed efficiente per le Olimpiadi del 2026. Le Olimpiadi perciò anche la grande occasione per dare una risposta di miglioramento dell'accessibilità ai servizi di trasporto a tutti i veneti. La politica, ora dopo il primo sì al Senato sul disegno di legge relativo all'autonomia differenziata, il movimento bellunese BARD richiama l'attenzione della politica nazionale sull'autonomia provinciale. Senza i referendum comunali per il passaggio di regione non si sarebbe nemmeno arrivati a quello per l'autonomia del Veneto, perciò è ora che l'attenzione si sposti anche sulla pari richiesta avanzata dai bellunesi. Il movimento BARD commenta così il voto favorevole al disegno di legge sull'autonomia differenziata passato martedì al Senato. I partiti che governano il Paese, il Veneto, oggi esultano, afferma il presidente Andrea Bona. Noi rilanciamo forte l'appello. Non dimenticatevi di Belluno. Il referendum di Lamon prima, di Sovramonte poi e degli altri comuni extrasburgici hanno segnato la strada anche per il Veneto. Questa strada deve essere percorsa fino in fondo adesso, non contro nessuno, ma a favore di noi stessi, dei nostri territori. Bona ricorda come nel 2017 i cittadini bellunesi votarono anche per l'autonomia provinciale, indicando in maniera schiacciante la loro volontà. Da 6 anni e mezzo si attendono risposte che il disegno di legge votato al Senato da solo non dà.
Ricordiamo che il trattamento inflitto alla provincia di Belluno negli ultimi anni, con il taglio di tutte le risorse agli enti locali, con la distruzione dell'ente provinciale, tanto più in una terra abitata da una consistente minoranza linguistica, è una vergogna per tutta la nazione a cui bisogna porre al più presto rimedio. Fino a quando non avremo risposte, noi continueremo a ricordare a tutti che la volontà dei cittadini va rispettata in Calza il Barda. Nei patti l'autonomia provinciale avrebbe dovuto fare seguito a quella regionale, ma il tema sembra essere sparito dalle agende politiche locali, regionali e nazionali. Un'ennesima beffa non potrà essere sopportata. A Feltre, ora, dove si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi legati alla realizzazione della pista ciclopedonale su via Prati e via Bentivoglio nella zona nord del Santa Maria del Prato, ma la partita sulla viabilità nell'area del quartiere non è ancora terminata. Nei prossimi mesi sarà dato il via ad una nuova tranche di asfaltature e si interverrà su via Segusini. L'intenzione dell'amministrazione è quella di asfaltare integralmente la carreggiata per realizzare una corsia completamente rinnovata dall'innesto di Farra sino all'uscita nei pressi della rotatoria dei Vigili del Fuoco. Sta riscuotendo consenso di pubblico la mostra della pala del Cinquecento, una vaghissima Madonna in trono e angeli musicanti, opera di Francesco Vecellio, ospitata a Palazzo Fulcis dal 16 dicembre scorso. Si tratta di una mostra dossier sul restauro del dipinto che il Comune di Belluno ha fortemente voluto prima che l'opera faccia ritorno nel sito originario, che è la chiesa parrocchiale di Sedico. Quasi 600 ingressi sono stati conteggiati dal 16 dicembre. Sino ad oggi, stamattina, visitatori speciali sono stati alcuni componenti della Giunta Comunale di Belluno, in testa l'assessore alla cultura Addamiano, che dopo aver pagato il biglietto sono stati accompagnati da una guida che ha illustrato loro la storia del dipinto e le fasi del restauro. All'appello per impegni precedenti mancavano il sindaco e gli assessori Dal Pont, Gamba e Roccon. L'opera resterà esposta fino al prossimo 1° aprile. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'anticiclone è ormai presenza stabile sul nostro territorio, dove il tempo sarà buono. Vediamo il dettaglio di venerdì 26 gennaio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni. Sulla pianura di notte saranno possibili varie nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione la sera. Le temperature saranno in lieve e locale aumento, minime tra 1 e 3 gradi, massime comprese tra 8 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, ma con nuvolosità più variabile in montagna, possibili foschie o nebbie in pianura. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche temporaneo annuvolamento. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.